Dalle puntate precedenti di Montega, i nostri esploratori avventurieri hanno proseguito il loro cammino su questo luogo industriale minerario, percorrendo tra scale invegliate molto pericolanti. E alla fine, Andrew Jones Pepper ha trovato l'entrata della miniera. Entrando hanno scoperto delle strane cose, delle celle, Vuoi la luce? ma così misteriose che non siamo riusciti a capire che cosa si trattava. No, questa è proprio una miniera. Ma alla fine dentro questo buco ci ha fatto scoprire la verità. E questa verità ora scopriremo che cosa ci sarà. Altino. Guarda, mi devi aiutare. Sì. Tienimi questo e me lo passi. Sì. Tienimi questo e me lo passi mentre attraverso. Sì. Ok. Tieni arriva. Allora, sono io. Vedi questa cosa? Penso che non l'abbiamo fatto molto questo. Sto ancora registrando. Ovvio. A Roma. Ma ti piace molto la musica? Sì. Lui è un grande dittatore. Un gran regista. Mamma mia. Mica c'è neve e Niva. Ma che Non ci posso credere! Io ho Milano. No, che bello! Nel senso che vediamo il primo fatto. No, sì, ma è vero, perché questo è Milano. No, certo. Che figata questa entrata, fai una foto, Harry. Qui c'è qualcosa di strano. Non mi guardarci? No? No, no. Invece non sono questa cosa da quella parte. Willy Lorbo, lo so che tu sei qui, lo sento. Guarda quelle ruote! Guarda quelle ruote lì! Sì. Mi domando perché avrebbero messo lì le ruote da carro. Mamma mia. Quello l'hanno messo per fare foto, per essere venuto. Guarda qua. Eh sì. Ah, dici che questo di discesa. Guarda, no, in salita forse, non lo so. Minchia. Aspetta, Un'alcatrame. no, quello è grasso. Porca miseria, guardate questa cosa. Sembra il cancello di un castello. Quindi poi Porca miseria, guardate ragazzi. Guardate, incredibile. Vuoi fare le... No, aspetta, faccio una foto però. Mica quanto piacerebbe. Ah vabbè, hai deciso di coricarsi. Sì? Grazie. C'è un pipistrello, eh? No, lì non va questo, quindi vieni in questo lato. È proprio, ce l'hai proprio a fianco. Ah, che bellino. Ma questo è un cucciolo, ecco perché. No, è addormentato. No, in generale non sono dei cuccioli questi, sono 7 adulti, però sono sempre stati così piccoli e sono che le ali che lo fanno molto grandi. bambino. Che bellino.
C'è ascensore. Questo è il montacarico da bene. Stai scherzando? Guarda un casca. C'è ascensore. C'è una roba. Aspetta che così. C'è, bellissimo. Oh, questo è il cuore di I Montega. tre occhi. Si La chiama. grotta dei tre occhi. Ragazzi, la grotta di tre occhi. La miniera. Cioè. La chiamerò così. La miniera di Montega di tre occhi. Così non sei. Posso credere, guardate. Allora, io ti a seguire il momento di da qui e la prova se non riesci a Dottor Harry, abbiamo bisogno della tua torcia perché guarda che cosa c'è qui davanti. È spettacolare. Wow. Devo andare all'ascensore. Mi fai l'ascensore? C'è luce comunque. Anche da C'è sopra. qualche altro buco. Sì. Cazzo. Anche recente, Ok. Salgo. non riesco a prenderlo però. Meno male che la destra, che la sinistra è fondamentale per scavalcare. Ok. Perfetto. Praticamente Dio creò la natura. è bello. La madre terra creò il mistero e l'uomo lo esplora. Aspetta, lo faccio vedere bene, guardate. La miniera di Montega. Cioè se devo camminare nell'acqua. È immenso, ragazzi, immenso. La torcia io. Sì. Sì? No, tu, Io? Lori, Dove devo puntare? l'occhio di bue, aspetta, Sì. da questa parte più su, Più su. segui, continua su, su, ok, vai su. E lì c'è un altro buco, però chissà dove cazzo va. Che era quella? Ah, Minzega, sei tu Pepper. No, Che questa c'è? cosa tonda, tu dici? La tonda è mia. Io ho questa qua quadrata. Vedi che fa un sacco di luce quella, cazzo. Sì. Ma qua è seria la situazione. Sì. Minchia, sei seria. Aspetta che butto qui questa pietra qui, ragazzi. Basta. No, lì, qui. Vedete quanto è profondo qui. Posso? Io non lo farei sinceramente. Mamma mia, quanto è profondo Ma lì qua c'è vento. sotto. Vai Andrew. È proprio all'Indiana Jones questo. Attenti su questa tavola che se Qua è umido. andiamo più qua. Occhio Harry, Questo non ti tieni la mano, giusto che attento non. Ok, dai. Che lì se c'è la tavola vai giù di surfare. Infatti. Perché questi scarponi sono. Quanto sono grossi. Guarda, questa è tutta acqua di... Che bello. Queste qua si formano stalattiti, stalagmiti. Esatto, infatti non tocchiamolo, così ci abbiamo messo un botto di acqua. No, non toccare, No, è secco. ma no, non devi toccarlo. Guarda su. Eccola. Guarda, qua è già da un po' che non ci trafficano, allora se ci sono quelle. Guarda, con canne poi. Eia, Guarda. no, lunghe. Madonna.
Prendi a te. Tutto cantato. Sì, non abbiamo molto. Facciamo. Così. Però non canta. Cos'è qua questa che svolge? Questo è un po' no, non so. Ah, ma questo è un pozzo. Sì, è un pozzo. Ah no, no, è acqua. È acqua. Ecco. No, questo è il mare. L'uomo è terra. Cosa è quello così? Ah, questo è un binario. Ah, qui è franato. Qui è tutto franato. Vabbè, dai, ci siamo fatti la pelle. Comunque saranno 500 metri e abbiamo fatto. Eh sì, quelle di Barea, quelle sono. Mica cosa mi fa qui? I teli. Questo è San Scusa, ma non è dove siamo San oggi? Nitro. San Nitro è. Perché il fuoco? No, San Si esplode la È un sera. prodotto di... Laura, prova a buttare una pietra in questo buco. Provaci tu, no? Cioè, le davanti. Ah sì, vabbè, brucia ma i peli. No, no, brucia. Fa odore di zolfo. Una piccola pietra come ricordo, qui la prendo una che ho visitato quel posto. Questa qua è una roccia strana. Questa è diversa. Questa è molto porosa. Sembra basalto. Guarda questa che bella! Guarda che particolare! Sì, non è qui dentro. Io la vorrei prendere da sola, non impossibile. No, non avevo visto. Ho trovato questo, ho trovato ragazzi, ho trovato questo qua, guardate. Proprio con Andrew fa un brutto rumore. Perché c'ho i scarponi molto pesanti. I miei sono più pesanti, c'hanno il ferro dentro. No, ma sono molto più grosse le mie, capito? Il peso, Dai, che se ne frega, andiamo. il peso dico. Il peso. Di ferro, se c'è il ferro dentro c'è più pesanti di questo. Vedere, alza. Scusa, Ah, ok. fanno il ferro sopra e sotto. Quindi allora sono scarponi antifortuna. Ok, quelli che mi stanno dicendo al corso. Lo so. Tanto voi ve ne accorgerete. Finisce qui. Mi sto toccando la canecina nel prossimo episodio. Ciao! È stata un'esperienza più misteriosa che abbia mai fatto su questa miniera. Piccola e molto misteriosa. Chissà che cosa troveremo nel prossimo cammino. E anche questo sarà un mistero.